Salvatore Sanzeri, presidente del GAL Sicania, oggi qui a Santo Stefano per presentare la nuova programmazione del PSR. Si presenta alla città, si presenta agli operatori del settore. Ecco, quali consigli dare e cosa prevede il nuovo PSR? Stiamo, come dire, valorizzando, ma stiamo onorando questa saga del formaggio che è la 18ª edizione, che è stata sempre ben organizzata e che serve a mettere in luce i buoni prodotti del luogo, il formaggio appunto innanzitutto. Per quanto riguarda il Gas Sicani, noi usciamo da una programmazione, da un'attività che ci ha reso e ci rende orgogliosi. Siamo riusciti a spendere tutti e bene le risorse finanziarie che ci avevano dato, siamo stati in grado di dirigere, di fare in modo che 30 nuove aziende venissero alla luce e quindi almeno 30 posti di lavoro. Siamo stati in grado di finanziare progetti che riguardavano le associazioni per la valorizzazione del turismo rurale e i comuni che hanno messo in rete le emergenze ambientali e le emergenze culturali che hanno. Noi riteniamo che la valorizzazione dei prodotti, la valorizzazione per il turismo ambientale del nostro ambiente, la formazione e la messa nel circuito del lavoro di altre nuove start-up sarà il nostro obiettivo maggiore. E in questo senso la programmazione stiamo mettendo su la strategia e il nuovo progetto, lo stiamo confrontando con tutti i sindaci per poi arrivare ad una riunione plenaria in cui tireremo le somme e in cui proprio faremo la stesura materiale e formale del progetto per il prossimo dal 2014 al 2016. È importante per la crescita soprattutto delle aree interne ma dell'intera Sicilia, un'opportunità vera di sviluppo produttivo. Dobbiamo valorizzare le nostre risorse naturali, la nostra agricoltura, il nostro turismo, il turismo enogastronomico, la nostra cultura, le nostre risorse ambientali. Possiamo davvero mettere una marcia in più e farlo proprio a partire da questo strumento straordinario che può essere il PSR, di cui devono essere protagonisti i sindaci, le amministrazioni locali, tutti coloro che possono davvero contribuire ad una svolta produttiva per la crescita occupazionale del territorio. Si apre ufficialmente la campagna di progettazione dinamica partecipata del GAL. Il GAL raccoglie idee per implementare la strategia di sviluppo per la nuova programmazione. Saremo presenti in tutti e 30 i comuni del nostro partenariato. Questo è uno dei primi incontri. In questo evento straordinario per i Monti Sicani, che è la sagra del formaggio, il prodotto d'eccellenza del nostro comprensorio. Siamo qui oggi per parlare del PSR, per parlare alle imprese, per parlare ai giovani, per parlare alle associazioni, per parlare agli enti pubblici e siamo qui per analizzare tutte le opportunità. Sì, la nostra è la Banca del Territorio e quindi come Banca del Territorio non può che essere presente e svolgere un ruolo insomma, di sostegno attivo. Il consiglio che possiamo dare a tutti coloro che si vogliono apprestare per la prima volta o anche già per la seconda o terza volta, perché ci sono delle persone che ormai hanno sviluppato la capacità di fare tesoro di questi strumenti del PSR per crescere, per avviare nuove iniziative. Il consiglio è quello di interagire con tutte le istituzioni, quindi sia quelle pubbliche ma anche con la banca che eventualmente, essendo Banca del Territorio, può intervenire per dare un concreto supporto nelle iniziative che si vogliono avviare. È importante per il territorio una misura come il PSR? È rilevante, è rilevantissima la misura del PSR perché diciamo, il PSR oggi più che mai si pone come uno strumento straordinario per intercettare i fondi europei. Naturalmente noi ci auspichiamo che anche in sinergia con il GAL, il Distretto Rurale di Qualità, con cui noi diciamo, ci interfacciamo quotidianamente, possiamo essere diciamo, da promotori verso le nostre aziende, le nostre attività che oggi aspettano questa misura come una mano dal cielo. Io ritengo che questo sia un treno che non possiamo perdere per intercettare questi fondi e per poter veicolare le nostre aziende verso l'innovazione agricola, zootecnica e oserei dire per quanto ci riguarda turistica, perché noi scommettiamo sul turismo relazionale e sul turismo religioso e naturalmente
sono tutte cose che sono collegate fra di loro.